europea e destinate ad enti pubblici e imprese. Il Veneto dunque è fanalino di coda in Europa, lo dice il rapporto preparato dal Consiglio regionale sulla capacità di attrazione dei fondi tematici messi a disposizione da Bruxelles. Sentiamo. Dati impietosi: negli ultimi 5 anni il Veneto è riuscito ad ottenere dall'Europa solo 276 milioni, appena il 6% dei fondi che sono andati a Parigi, un quinto del Lazio e metà della Lombardia. Fondi europei assegnati attraverso bandi ai quali le nostre imprese non partecipano. Il nostro tessuto economico, forse per la sua gracilità, la sua frammentazione eccetera, non utilizza lo strumento dei fondi comunitari come dovrebbe fare. Ma nemmeno il pubblico partecipa ai bandi, e questi sono soldi letteralmente gettati al vento e che ora, nella crisi economica profonda che stiamo vivendo, bisogna imparare ad utilizzare come gli altri paesi. Dobbiamo fare delle proposte concrete: una, rafforzare l'ufficio di Bruxelles, che oggi è solo una mera ufficio di rappresentanza; secondo, fare rete nel Veneto con le università, con le società della regione Veneto, che si chiamano per esempio Veneto Innovazione, Veneto Sviluppo, Veneto Nanotech, e queste devono intervenire per avere fondi dall'Unione Europea. E poi, oltre a rete, fare anche una struttura interna che possa aiutare per esempio i comuni, per esempio le imprese, a fare a loro volta domanda. Sono 90 miliardi disponibili a livello comunitario e buona parte di questi fondi, cioè più di un terzo, sono destinati alla ricerca e all'innovazione, cioè esattamente a quello che ci serve per svecchiare il nostro tessuto economico e per essere in grado di proiettarci verso il futuro. Fondi che devono venire utilizzati per progettare e costruire la ripresa. Senza ricerca e innovazione, dice Laroni, il Veneto è destinato al declino. E continuiamo a parlare di soldi, questa volta quelli tagliati per la spending review, 400 milioni in meno in 3 anni per la sanità veneta.